Puzzetta di troll. Dopo che i coloni ebbero popolato Borgarfjörður e altre parti della regione occidentale, i troll si ritirarono nelle brughiere e si costruirono delle grotte nel campo di lava di Hallmundarhraun ed anche in altre parti. Alcuni troll erano molto arrabbiati con gli esseri umani e fecero in modo di arrecare loro tutto il male possibile. Una di loro si chiamava Depelrassa, ovvero sedere macchiato. Lei operava nella zona di Arnarvatnsheiði ed era particolarmente difficile da gestire. Rubava sia pecore che persone per poi divorarle entrambe con voracità. A quel tempo a Húsafell viveva un uomo di nome Thorsteinn. Alla fine dell'estate era tradizione andare a pescare le trote per conservarle in dispense durante l'inverno. Le voci sulla donna, troll, irritabile non spaventarono Thorsteinn, che non andò a pescare nelle acque ricche di pesci. Così andò a pescare come aveva sempre fatto prima e portò con sé un bracciante agricolo. Dopo 2 giorni e dopo una ricca e abbondante pesca, notarono un movimento dietro una rupe vicina ed ebbero la sensazione che qualcuno li stesse osservando. Thorsteinn gridò: "Fatti vedere se hai qualcosa da fare con me." Dopo un po' di tempo, videro una creatura dalla carnagione scura uscire da dietro la rupa e avvicinarsi a loro. Un ragazzo troll trasandato che assomigliava più a un uomo robusto. Lo salutarono e le chiesero cosa stesse facendo nella brughiera. Disse che il suo nome era Dofri e che era figlia di Depelrassa e di un pastore che lei aveva preso molti anni prima e tenuto nella sua caverna. "Ma ora mia madre ha ucciso e mangiato mio padre. Temo che presto mi toccherà lo stesso destino, perché lei continua a trovarmi da ridere, proprio come fece con mio padre prima di ucciderlo." Thorsteinn provò compassione per il ragazzo e lo invitò a nascondersi con loro e a seguirlo al loro insediamento. Dofri li ringraziò e disse: "Lei sa della tua presenza qui e intende catturarti. Siete uomini dall'aspetto notevole, quindi difficilmente oserà attaccarvi entrambi contemporaneamente. Nel caso arrivasse, dovreste stare vicini e tenere l'ascia e il coltello alla cintura. Spesso finge di essere amichevole e magari potrà chiedervi dello skyr da mangiare. Dovresti offrirle del cibo, ma non lasciarti ringraziare con un bacio, perché molto probabilmente ti staccherebbe la testa a morsi." Dopo aver nascosto Dofri in una piccola grotta lì vicino, Thorsteinn e il bracciante agricolo continuarono a pescare. Poco dopo videro avvicinarsi una strana creatura. Era la vecchia troll, enorme e orribile. Tutto andò secondo le previsioni di Dofri. Sembrava amichevole e chiese loro dello skyr da mangiare. Gliene diedero un po' e lei voleva baciare Thorsteinn per il pasto, ma lui si allontanò e rispose: "Riconosco la tua gratitudine, ma senza il bacio." La donna troll esitò per un attimo, come se fosse incerta, ma poi si voltò bruscamente e se ne andò senza salutare. La mattina seguente, Thorsteinn, il bracciante agricolo e Dofri tornarono all'insediamento con 3 cavalli carichi di pesce. L'anno seguente tornarono a pescare, tranne Dofri che non vuole tornare alle brughiere. Ora erano più numerosi e la vecchia troll si teneva lontana mentre pescavano. Prima di tornare all'insediamento, Thorsteinn e i suoi uomini costruirono una capanna piccola ma funzionale che avrebbero potuto utilizzare in inverno, quando avrebbero programmato di tornare per la pesca sul ghiaccio. Thorsteinn e un bracciante agricolo si recarono nella brughiera a metà degli ultimi mesi dell'inverno, quando le acque erano ghiacciate. Si sistemarono nella capanna e accesero il fuoco nella stufa per riscaldarsi prima di andare a pescare. La pesca andò bene, ma il gelo era pungente e avevano freddo stando all'aperto. Svilupparono un sistema diverso, si alternavano per uscire a pescare in modo che nella capanna ci fosse sempre uno di loro a scaldarsi. La sera del secondo giorno, quando Thorsteinn uscì dalla capanna, vide che Depelrassa aveva catturato e ucciso il bracciante agricolo e stava avanzando di lui a passi da gigante. Decise di rientrare nella capanna e di chiudere la porta a chiave. Ben presto si accorse che la porta tremava e dovette usare tutte le sue forze per tenere fermo il chiavistello in modo che la porta non saltasse via dai cardini.
Poi la capanna venne colpita dall'esterno e alcune pietre si staccheranno, ma la capanna era così ben costruita che la troll ritenne che avrebbe dovuto impiegare troppo tempo per abbatterla. In seguito Thorstein sentì dei colpi sul tetto. Poi il fumaiole venne coperto inondato da un getto d'acqua che si riversò sulla stufa e spense il fuoco. L'acqua era così tanta che allagò il pavimento e ben presto Thorstein si ritroverò immerso nel liquido fino alle caviglie. In seguito si udì un forte boato accompagnato da un fetore così nauseabondo che Thorstein si sentì stordito e sul punto di crollare. Penso che la gigantessa avesse emesso gas nel tentativo di soffocarlo. Quando stava per perdere conoscenza, i suoi occhi individuarono il suo bastone da montagna appoggiato al muro. Il palo aveva una punta di ferro e veniva utilizzato per praticare fuori nel ghiaccio. Thorstein riuscì ad afferrare il palo e a barcollare verso la stufa, mentre spingeva la punta del fucile verso il fumaiolo e la parte posteriore della gigantessa disse: Peccati questo e porta il nome che più ti si adisce, mostro. La gigantessa emise un ululato ma fu lenta a muoversi e lui riuscì a conficcare il bastone da montagna in profondità 3 volte prima che lei si alzasse e un'aria fresca fluisse giù per il comignolo. E lì si riprese rapidamente e uscì dalla porta con il palo in mano. Tepelrassa era in piedi, sanguinante contro il muro. Lei lo guardò con rabbia, poi guardò il bastone da montagna prima da lasciarsi a gambe levate sul ghiaccio. Thorstein sospettava che avesse intenzione di portare con sé il corpo del bracciante agricolo. Sapeva che non poteva permettere nulla del genere e le scorse dietro, brandendo il bastone da montagna e urlando parole offensive. Quando lei se ne rese conto, cambiò rotta e scomparve nella brughiera. Thorstein seguì la scia di sangue per un po', ma poi decise di tornare indietro. Aveva esaurito le energie, ma non riteneva opportunità per restare un'altra notte nella capanna. La cosa più sensata da fare era tornare in fretta all'insediamento con il bottino e organizzare un funerale degno per il bracciante agricolo. Thorstein tornò a casa malato e rimase a letto per diverse settimane. Dopodiché rimase senza fiato e le forze gli vennero a mancare per il resto dei suoi giorni. Non si seppe più nulla di Tepelrassa, né circolarono altre storie sul fatto che avesse infastidito i viaggiatori sull'Arnarvatsheiði. Alcuni dicono che morì nella sua caverna per dissanguamento